Luigi Bellini ha segnato l'Inter, però noi nell'attesa, perché è successo, io mi sono svegliato e ho sentito una serie di dichiarazioni di De Laurentiis sullo stadio, sul centro sportivo, sulla squadra femminile, quindi questo è un video che non vi dovete vedere per forza oggi. Se siete in clima prepartita potete perdere un po' di tempo insieme a me, tanto è una chiacchiera, oppure lo potete recuperare dopo perché questi video fanno storico. Cominciamo! Allora, do il benvenuto a Pino Santoro Official Tube, o Tube come si suol dire. Benvenuti, iscrivetevi al canale se vi va, perché noi facciamo un po' di comunicazione sportiva o non sportiva se riguarda sempre il Napoli. Cerchiamo mai di sfociare nella politica perché non mi sembra il caso, e anche se quando tu vedi il presidente con i loghi dietro dei Fratelli d'Italia, molti si fermano ovviamente a quella che è l'immagine, e a molti non piace, insomma non è ideale, però è un simposio dove si parla sempre di rapporti tra la politica, lo sport, quelli che alla fine chi deve cacciare i soldi, quello è la questione. Presente il ministro Abodi, presente il sindaco, e insomma De Laurentiis ci ripete una serie di cose. Andiamo con calma, e io vorrei partire da uno schermo nero, perché questo è il nuovo centro sportivo. No, in realtà io ho fatto già un video sui centri sportivi e volevo ribadire una cosa, perché tutte le volte che ho detto no, è fatta, abbiamo trovato i terreni eccetera eccetera, ha ribadito, questo è un articolo dell'aprile del 2024, ferma intenzione di costruire lo stadio, il nuovo centro del Napoli a Bagnoli. Il presidente ha dichiarato a Radio Napoli Centrale: su questi due lotti da 65 ettari uno potrebbe fare il tennis, lo stadio del Napoli, il centro sportivo come quello del Manchester City, ve lo ricordate, e farla finita. Io sono un imprenditore puro, non ho bisogno di finanziamenti altrui, nel Napoli i soldi chi li ha messi? E i film? Perché il comune in 20 anni al Maradona ha fatto lavori, ricordiamo quello delle Universiadi, li ha fatti la regione perché ho grandi rapporti con il presidente De Luca, un refrain già ascoltato tante volte, ma bisogna fare presto perché il tempo inizia a stringere. La questione del contratto con i Coppola per Castelvolturno. E qua si va un attimo nel profondo di quello che era il contratto che si aveva con i Coppola, che era un 6+6, parlando di anni. Quindi nel 2023 questi 12 anni sono scaduti. Il gruppo Coppola già nel 2022 aveva avvertito in via amichevole, visto che i rapporti erano e rimangono ottimi, il Calcio Napoli di aver maturato l'idea di utilizzare quelle aree per altra destinazione d'uso. Dopo qualche giorno è arrivata sulla scrivania del Napoli la disdetta, ai sensi di un articolo del contratto che obbligava la proprietà ad avvertire un anno prima della sua scadenza, fissata per l'ottobre 2023, l'intenzione di non rinnovare il rapporto convenzionale. A quel punto tu hai il tempo di trovare gli altri terreni e di mettere la prima pietra, così hai il tempo di costruirlo, perché non è che tu metti la prima pietra e ti alleni, non si può fare. A partire dal momento della comunicazione del gruppo Coppola al Napoli, De Laurentiis ha avuto dunque a disposizione 3 anni. Il primo costituito proprio dall'anticipazione della disdetta rispetto alla scadenza contrattuale, qui gliel'avevano detto prima. Gli altri 2 ugualmente previsti dall'accordo del 2011 per consentire al Napoli tempi comodi per ricollocare la propria attività sportiva da un'altra parte. In pratica gli anni di contratto non sono 12, bensì 14, perché abbiamo sentito, no, della proroga, doveva andare già in scadenza, il Calcio Napoli chiede la proroga, un rinnovo ai Coppola. Per questo motivo il Calcio Napoli potrà utilizzare il centro sportivo di Castelvolturno fino all'ottobre 2025, che è dietro l'angolo, perché parliamo del 2025, cioè quest'anno. Dunque per un altro anno e mezzo, si legge in conclusione, questo all'epoca dell'articolo. Questo è importante, e già leggo una cosa interessante: ottobre, cioè tu stai nel bel mezzo di una... Se tu hai tagliato 300 grammi a quel signore che fa la fila da te, scegliete voi, dal macellaio, dal salumiere, entra un altro e chiede 300 e gliene dai 2,50 quando te ne chiede 300, e non è una roba giusta. Cioè tu stai nel bel mezzo di una stagione,
Io capisco che tu la preparazione della stagione la fai a Di Maro, la fai dove la fai. Già per l'inizio del campionato, per agosto, tu torni a Castelvolturno e fai il resto delle cose. Non è che poi uno arriva alla scadea a ottobre, dove vai? Cioè, dove vai? Quindi si collega questo discorso a quello che fa De Laurentiis, che dice: io per settembre devo mettere la prima pietra, ma in un mese tu non fai nulla, quindi vuol dire che tu devi avere trovato i terreni, devi cominciare a settembre e devi rimanere almeno un altro anno totale a Castelvolturno in fitto, se poi è proprio lì che ti cedono i terreni. E tu alla Piana ci avevano detto, poi De Laurentiis è sibillino, lui parla di sti cavoli. Quando gli chiedono dove l'hai trovata, sti cavoli, non te lo voglio dire. Ma perché uno non lo dovrebbe dire? Cioè, questo poi è un'altra cosa. Io poi non lo so se ci sono dei motivi economici, se dici il nome poi dopo arrivano altri che fanno delle offerte, non lo so. Insomma, resta il mistero di dove si andrà a fare questo centro sportivo, ma bisogna farlo, altrimenti andiamo di nuovo nelle proroghe e andiamo di nuovo nella che posso rimanere un altro anno perché ancora non ho trovato, posso rimanere un altro anno perché ancora non abbiamo messo la prima pietra. E si parla di 15 campi, si parla di tutte le cose, perché è la primavera, poi i 15 campi per tutte le, sai, giovanissimi, gli allievi, i pulcini e tutti questi qua, e poi si parla anche di calcio femminile. Ora, non posso farvi sentire tutto l'intervento di De Laurentiis, lo trovate online, però ci sono dei punti in cui, quando non apre delle parentesi, ci sono dei punti non necessariamente chiari, e lo possiamo ascoltare velocemente. Grazie forse a un imprenditore come De Laurentiis, che venendo dal cinema, che ha saputo Bravo! siamo sempre stati di grande successo, abbiamo fatto 400 film. Che insomma... Andiamo avanti. Investito più di 1 miliardo e 200 milioni. No. Nel senso che tu hai fatto l'investimento iniziale col prestito delle banche, di quei famosi 34 che poi sono 27, che poi ogni tanto diventano 40, eccetera eccetera, ma poi tu hai investito quello che hai guadagnato. Napoli, lui si vanta, ed è giusto, e ce ne vantiamo anche noi, perché non sia mai andare in deficit a una squadra come il Napoli conta rispetto ad altre squadre che invece possono andare in deficit e non c'è problema. Il Napoli sarebbe grave, quindi noi sempre grati a De Laurentiis per la gestione che non ci porta mai in rosso. Però è come dire che la mia piccola azienda fa $100.000 all'anno e me ne vanto così, ma se poi le devo spendere per le spese, perché devo pagare i musicisti e le cose, alla fine cosa mi rimane? Non ha senso dire questa cosa qua, però vabbè. Poi lui dice il fatto del Napoli non deve essere matrigna ma deve essere aperta, non lo so cosa intende in questo caso. Io poi, non vivendo Napoli, non me la sento di parlare della città. Questo sportivo, guarda, sono 2 anni che io lo sto cercando, perché ho un contratto. Ricordate la battuta, mi pare fosse Siani, ma a Metropolitana la stanno facendo o la stanno cercando? La stanno scavando per trovarla? E come del centro sportivo lo sto cercando. Tu devi trovare, e lo hai trovato, ce l'hai detto più volte negli anni, ho trovato questi terreni, e devi poi fare. Non devi trovarlo il centro sportivo, lo devi fare, devi chiamare la compagnia e devi dire costruisci qua. Non lo ha fatto finora, lo farà? È arrivato il momento, perché quando uno ci dice la scadenza con i Coppola lo deve fare per forza, puff, compare una proroga e quindi si resta in fitto un altro anno. Quindi io non sono sicuro che lui a settembre, come dice, mette la prima pietra. Se lo farà, io faccio questo, io l'avevo detto, io commento le notizie sul centro sportivo e sullo stadio quando vedo le impalcature. Questo video nasce per perdere un po' di tempo prima della partita e per non ricevere, perché sto già ricevendo in privato: hai visto questo, che ne dici? E vi sto rispondendo così. Di scadenza con Castelvolturno, per cui fra un anno io me ne dovrò andare. È chiaro il ragionamento? È chiaro il ragionamento. E proprio ieri siamo stati, perché il problema qual è? Quello di trovare dei terreni dove io possa permettere ai ragazzini di 10, 11, 12, 13, 14. Questo è giusto, che lui dice: io voglio una location che può essere raggiunta anche con i mezzi pubblici, in modo tale che quelli che devono andare ad allenarsi, i piccoli, non devono essere legati al fatto di essere accompagnati necessariamente
dai genitori. Sappiamo che in altre realtà pazzesche esistono proprio dei sistemi di navetta dove tu li vai a prendere, oppure ci sono, per quelli che fanno poi il professionismo, li mettono, cioè hanno praticamente degli alberghi, possono dormire là, possono andare a scuola sempre nella zona così, ma qua stiamo parlando di livelli inarrivabili, non solo per il Napoli, forse in generale in Italia. Dimentichiamoci che oggi come oggi il calcio femminile non è stato sviluppato per miopia. Apre una parentesi sul calcio femminile e io qua, onestamente, presidente, se tu ritieni di non farlo e va benissimo, però non dire il calcio femminile non è stato sviluppato per miopia. Il Napoli è l'unica squadra che non ha una squadra femminile, non lo hai voluto fare e adesso secondo me si capisce anche il perché se ascoltate, quando in Giappone, in Canada e anche negli Stati Uniti è più forte il calcio femminile del calcio maschile. Questo è vero in parte, almeno parlo per gli Stati Uniti, nel senso che è vero che troverai ragazze interessate al calcio che non vengono guardate come ma che cosa stai facendo, anzi, però non è che gli stadi si riempiono quando le ragazze vanno a fare le loro partite, anzi, vengono comunque ancora nel 2025 considerate un calcio di serie B. Quindi non è che è meglio del calcio maschile. Il calcio maschile, anzi, si sta sviluppando dall'arrivo di Messi, c'è un indotto di soldi molto importante e addirittura è notizia di queste ore che finalmente si stanno decidendo ad aprire a retrocessioni e promozioni, che è l'unico sistema calcio nel mondo che non funziona così, perché loro sono abituati con la NFL, con l'NBA e con le altre cose, che è un sistema chiuso, tu hai la tua squadra e non retrocedi mai, e invece nel calcio stanno pensando di aprire alle retrocessioni e alle promozioni. Questa è una rivoluzione importantissima in America. Il problema del calcio femminile è che hanno fatto una grossa stupidaggine non lasciandolo com'era, ma facendo diventare professionistico e quindi aumentando i costi. Fra 2 anni ne riparleremo. Allora il problema del calcio femminile è che quando diventa professionistico sono aumentati i costi. È qua che tu non hai voluto poi più fare. Lui vede il calcio femminile come un intrattenimento alla cheerleader, perché ascoltate un attimo. Il calcio femminile noi l'abbiamo messo da parte, però tu l'hai messo da parte. Per me sarebbe A Juventus, a Roma, l'Inter, tutte hanno le squadre femminili e piano piano lo coltivano e possono crescere. Ma vabbè. Fondamentale per uno stadio dove tu una partita da un quarto d'ora a tempo te la giochi con le squadre femminili e subito dopo arriva la squadra cittadina maschile. Cioè tu vuoi relegare il calcio femminile a fargli fare una sgambata di un quarto d'ora a tempo per farle divertire un po' le ragazze? Non è una partita vera, non sia mai possibile. Un quarto d'ora a tempo prima che arrivano i maschi, cioè quelli là importanti, quelli là seri. Come ascoltiamo? Per cui donne, figlie, mogli, madri vengono già 3 ore prima a vedersi la squadra femminile. Dopodiché si parte con la squadra maschile. Cioè le femmine è il saggio della scuola, cioè giocano le ragazze, allora le mogli si vanno a vedere le ragazze, le figlie, le sorelle, cioè le femmine si vanno a vedere le femmine che giocano un quarto d'ora così, poi arrivano gli uomini arrivano le persone serie che si vanno a guardare solamente il calcio maschile, e così non cresce il sistema, così lo vuoi relegare a una cosa non professionistica quando il mondo sta andando in un'altra direzione. Se tu giochi a FIFA e apri un pacchetto, ti può uscire una squadra, ti può uscire una ragazza che ha gli stessi valori di un Mbappé e te lo devi prendere e devi farla anche giocare. Quindi non è così, non può andare in questa direzione l'idea che le femmine se le guardano solo le femmine, altrimenti che facciamo? Le ragazze tifose che si vogliono guardare poi il calcio maschile non se lo possono guardare, cioè i maschi si guardano i maschi e le femmine si guardano le femmine. Tu devi fare in modo, non tu De Laurentiis, ma tu sistema calcio, devi fare in modo che anche il calcio femminile diventi uno spettacolo appetibile per tutti, che anche io voglio guardare, mi viene voglia di guardare una partita del calcio femminile e godermela come fosse una partita come le altre. E qua, secondo me, non è una questione di relegarle 15 minuti eccetera eccetera,
puoi fare delle regole leggermente diverse perché fisicamente sono diverse dai ragazzi. Le portiere, i portieri del calcio femminile non ci arrivano. Mi dispiace dirlo, ma resterà sempre, se tu fai un lob, la portiera non ci arriverà mai. E quindi se tu fai il paragone, hai negli occhi il calcio maschile che va a 3000 all'ora e che sono tutti altissimi, è normale che sembra sempre il calcetto. Però non lo devi relegare così. O fai delle porte un po' più piccole per le ragazze, accorci un pochino il campo e lasci tutto com'è, come regole, come si fa, come si faceva anche nel basket, che è un pochino più basso, non sono altissime, un po' più basso, e vedi dei gesti tecnici che sono simili, come la pallavolo, eccetera, eccetera. Si può fare, possono avere la stessa dignità sportiva anche loro. Chiaro, se le vai a giocare negli stessi stadi risulta una macchietta. Noi abbiamo trovato, ieri proprio io ho fatto un sopralluogo sotto la pioggia, forse una postazione che potrebbe andare avanti. Ecco, ci dica dove. E me sti cavoli. Allora ci faccia capire qualcosa. La conosci? No, lo conosci il distretto sti cavoli? Sì, però siccome prima o poi arriverà, cioè toccheremo terra, no? Scusami, allora, ho già detto che io fra un anno devo andare da un'altra parte. Che cosa vuol dire questo? Che io a settembre devo mettere la prima pietra. L'ho sentita già, quindi non ci credo. Abbiate pazienza, non ci credo. Quando poi la mette, visto che sono passati non un anno, non 2 anni, non 3 anni, ma ne sono passati 12, dove tu avevi la convenzione, poi ti hanno avvertito, hai avuto un anno, ne hai avuti 2, ne hai avuti 3, continui a non farlo e io continuo a non crederci. Quando poi mi smentisci e lo fai e ritieni, poi vedi, vuoi fare 15 campi, lo vuoi fare come il Manchester City, ma il Manchester City prevede anche il calcio femminile e gli dà una dignità che poi deve crescere insieme. Se lo vuoi fare, se ritieni di poterlo fare, fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo. Però ci vogliono dei tempi tecnici, quindi bisogna farlo prima, non dopo, e bisogna investire. Che lui dice bene, De Laurentiis dice: noi non possiamo chiedere alla città di dare priorità ai problemi del calcio perché hanno altre problematiche, una città indebitata. Manfredi sta facendo quello che può, dice De Laurentiis, e quindi già stiamo dimezzando il debito, ma siamo sempre in debito siamo. E poi si discute sul solito fatto che per il 2032 si vuole avere il Maradona a disposizione perché il Bologna e Firenze non sono all'altezza di Napoli come realtà sportiva. Dipende dai punti di vista, onestamente. Noi è chiaro che siamo contenti fino a un certo punto, poi devi chiederlo anche al popolo napoletano se è contento di avere la nazionale a casa sua. Non molti sono interessati alla cosa, però è sempre una questione di opportunità. Se tu vuoi sfruttare un evento che può portare dei soldi e può poi lasciarti in mano una struttura che è stata migliorata, ristrutturata oppure è stata costruita da zero, bisogna muoversi, perché se parliamo del 2032 tu devi come minimo partire nel 2029, perché devi partire dal 2028 per evitare, perché lo sapete benissimo come funziona, che ci sono degli imprevisti, ci sono dei momenti di rallentamento, esiste il tempo, la meteorologia che ti ferma, e insomma, se vuoi fare un altro stadio, perché poi si parla dei parcheggi, si parla di tutta una serie di cose che diventa ridondante, e dovete perdonarmi perché ne abbiamo già parlato troppo a lungo, e comunque niente si fa. Quindi quando poi si farà approfondiremo la cosa. Noi nel frattempo entriamo in clima prepartita, dove in molti potete lasciare un like, ma questi sono lasciate i like voi della community, quelli là storici, che questo è un video che dà fastidio, molti napoletani dà fastidio quando io poi mi metto a valutare le parole del presidente, come ti permette? Mi permetto, è nella mia facoltà e nella mia libertà. Entriamo in clima prepartita perché a quanto pare potrebbe Leao non giocare dall'inizio, occhio, e molti stanno dicendo il Napoli un modulo nuovissimo con la difesa 4-4-2, quindi modulo nuovissimo. Vediamo cosa succederà, che ci sarà da divertirsi. La live è già pronta, quindi ci vediamo dopo anche in live. Da New York, Valerio Fluido è tutto. La prima pietra, eccola qua.